Dimezzati i pazienti in terapia intensiva, tanto che finalmente i familiari dei malati più gravi possono recarsi a fare visita con tutte le precauzioni ai propri cari. Dimezzati i ricoveri nelle aree non critiche. L'epidemia da Covid-19 in Veneto ha stabilizzato il suo trend in discesa. Abbiamo insomma la sensazione che l'andamento dell'epidemia sia abbastanza stabilizzato in discesa, voglio dire, quindi guardiamo con un po' di fiducia, cercando anche di non aspettare l'ultimo momento, ma di organizzarci per tempo, perché voi sapete che molti di questi sono ricoveri programmati, l'urgenza l'abbiamo sempre garantita, sono ricoveri programmati sia di area medica che area chirurgica, anche alla luce della buona disponibilità di posti letto di rianimazione che abbiamo oggi. Lapidario, segretario generale, per quanto riguarda i vaccini. Sui vaccini io credo di non aggiungere nulla, perché continuiamo a trovare motivi di discussione, ma l'unico vero motivo di discussione è che vaccini ne abbiamo troppo pochi, quindi cosa volete che stiamo a discutere dei vaccini all'infinito? Vi ricordo sempre che quando parliamo di 50.000 dosi a settimana vuol dire 25.000 persone. E voi capite che a colpi da 25.000 persone vaccinare i milioni di persone che vogliamo vaccinare ci porta a tempi che forse non sono compatibili, e credo che il Presidente abbia detto chiaro e tondo che noi non lasciamo nessuna strada inesplorata. Cioè non stiamo aspettando quello che succede, stiamo provando in ogni modo a trovare soluzioni per uscire il più in fretta possibile da questa situazione.